I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria sono impegnati nelle indagini sul ferimento di Paolo Mottareale, 29 anni, avvenuto la scorsa notte a poche centinaia di metri dalla stessa caserma dell'Arma. Contro il giovane sono stati esplosi numerosi colpi di pistola calibro 9, ma uno solo l'ha colpito agli arti inferiori fratturandogli un femore. Ieri sera ignoti con il volto coperto e armi in pugno sono entrati nella tenuta di proprietà della famiglia di Dorina Bianchi, senatrice candidata a sindaco del centrodestra del comune di Crotone, ed hanno immobilizzato le persone che si trovavano all'interno. I malviventi poi si sono dati alla fuga quando hanno sentito sopraggiungere altre persone nella tenuta. 3 milioni di euro da investire in attività di promozione sociale e sportiva a favore dei territori della Calabria. È quanto prevede l'accordo siglato tra Regione e Veolia, la multinazionale francese che gestisce il termovalorizzatore di Gioia Tauro, presentato a Catanzaro dal governatore Giuseppe Scopelliti e dal direttore di Veolia Italia Giancarlo Renda. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'UDC, dopo l'attacco di Berlusconi a Casini, ha annullato la conferenza stampa che doveva tenere oggi a Crotone a sostegno della candidata del centrodestra Dorina Bianchi, ed ha scelto invece un comune della provincia, Rocca di Neto, per incontrare i candidati del Consiglio Comunale Pitagorico. È stato a Catanzaro stamattina per un incontro con la stampa anche Giuseppe Fioroni, presidente del Forum Welfare del PD, già ministro per l'istruzione. Al centro dell'incontro l'arrivo a Catanzaro dei ministri del governo Berlusconi che, a detta del PD, spargono a piene mani promesse che nascondono le solite beffe elettorali.